Rieccoci insieme, siamo sempre collegati con Gianmichele Parassarini, Presidente CIA Veneto. Presidente, dicevo prima, i fondi del Next Generation EU per l'agricoltura sono previste proprio delle voci, dei capitoli dedicati a questo settore primario per il nostro Paese. Cosa c'è? Ma diciamo che al di là del balletto dei dati e dei numeri, dobbiamo dire che il Next Generation UE, ecco, se diciamo il Covid ha portato dei disastri da una parte, ha partorito poi anche l'opportunità di una moltitudine di denari che mai, credo, nella storia del nostro Paese noi avremmo potuto attingere. Questi 209 miliardi per il sistema Paese Italia, all'interno dei quali c'è una partita, poi bisognerà definire euro più euro meno, legata anche al settore agricoltura. Devo dire che è un'opportunità. Lo dicevo prima, no? Noi avevamo questi due livelli da tenere in considerazione, quello che era l'intervento emergenziale immediato, quindi l'ossigeno che dobbiamo dare all'azienda per tenerla viva, e poi la ripartenza, quindi nell'ambito della ripartenza attingere a questi denari che andranno assieme alla PAC, quindi anche un'altra dotazione che l'agricoltura ha, andranno a programmare quello che sarà il prossimo settennato per quanto riguarda la PAC, ma voglio dire, la proiezione dei prossimi 10-15 anni per quanto riguarda il Next Generation EU, o più detto Fund Recovery Fund, quello che è detto in Italia, no? Il Fondo per la Resilienza, che ci permetterà di mettere in piedi tutta una serie di progettazioni per portare ad un livello superiore, ad un miglioramento delle condizioni voglio dire, dell'agricoltura stessa. Su quale binario? Beh, logicamente sul binario degli obiettivi che vengono portati avanti dall'Agenda 2030, quindi la sostenibilità ambientale, quindi la gestione del suolo, la gestione delle acque, il minore inquinamento, tutta una serie di parametri, di pacchetti che ad esempio all'interno del settore agricoltura vengono ben definiti dal Green New Deal, no? dalle strategie Farm to Fork e biodiversità. Quindi noi abbiamo, se mi può passare il termine, una dotazione importante ed una serie di obiettivi da rispettare sui quali costruire le prossime progettazioni. Noi come CIA, agricoltori italiani del Veneto, abbiamo creato attraverso il nostro paese che vogliamo, che è il nostro documento programmatico, cioè voglio dire è la nostra Bibbia, dove all'interno abbiamo definito quelli che sono secondo noi i percorsi strategici per intervenire affinché si possa portare ad un livello migliore di vita e di sostenibilità sia ambientale ma anche economica l'agricoltura stessa. E lì i temi sono vari. Parliamo ad esempio del ruolo che può avere l'agricoltore rispetto a tutto ciò che ci sta accadendo attorno. Se lei pensa nel Bellunese, se pensa agli ultimi disastri climatici che abbiamo avuto, beh, devo dire che probabilmente l'agricoltore che giornalmente fa un'attività di manutenzione del suolo e del territorio, probabilmente se incentivato più, se remunerato per ciò che fa in un progetto generale, può essere di aiuto al contenimento, ad esempio, alla mitigazione dei danni da cambiamenti climatici. Quindi il tema infrastrutturale, il tema del consumo del suolo, il tema del consumo dell'acqua, tutta una serie di obiettivi che vengono raccolti all'interno di una progettazione ben definita e da un certo punto di vista anche abbastanza blindata dalle misure che si vogliono ottenere. Certo, dopo c'è un messaggio che è arrivato in questo momento, dopo ci specificherà anche bene le caratteristiche. Ho un agriturismo in Polesine e ci lavoriamo in 3 famiglie. A oggi non si sa se apriremo o no per le festività del Natale. È una vergogna e a noi i soldi chi li dà? Ristori quindi per il settore agrituristico. Che cosa può dirci a riguardo? È un altro messaggio, glielo leggo perché stanno arrivando, gli leggo anche l'altro messaggio, poi risponde. Sarebbe importante che la CIA parlasse con la regione e con il governo per dare garanzie a chi sta perdendo i clienti nel periodo migliore dell'anno a causa delle chiusure la sera. Dovete aiutarci. Alessia e Paolo da Verona. Allora rispondiamo a questi due che sono analoghi un po'. Allora, rispetto al primo, come ho già detto, c'è stata, allora, i decreti si sono susseguiti e all'interno di ogni decreto sono state previste già ancora da maggio delle situazioni di ristoro fino ad arrivare agli ultimi decreti. Ora il tema non è quanto o cosa arriverà, il problema è l'approccio che si è avuto ed è collegato poi alla domanda che mi ha fatto successivamente. Se noi non partiamo dal presupposto che non possiamo arrivare
a decidere se è meglio la vita o se è meglio l'economia. Sono due livelli che devono andare avanti di paro passo. Nel momento in cui tu, ovviamente, prediligi, perché devi farlo, perché eticamente bisogna farlo, prediligi e dai spazio alla vita, quindi alla chiusura, al contenimento del virus, in altrettanta misura devi renderti conto di intervenire per evitare poi quella che è la morte economica delle aziende. Ciò invece che si è fatto, e quindi tutta la discussione apriamo Natale, non apriamo Natale, che ti porta in una diatriba inutile, perché come si fa con 1000 morti in 14 giorni a pensare di andare ad aprire? No, ognuno di noi come può pensare questo? Però dall'altra parte tu hai queste aziende che giustamente dicono: ma noi siamo in 3 famiglie, su questo qua ci ricavavamo il reddito, ci campavamo dignitosamente, no? Allora questo noi abbiamo chiesto alla politica, questo è l'intervento che devi fare, non gli interventi a spot di 1000 euro di qua, 2000 euro di là, l'agevolazione in banca per fare il debito, che poi abbiamo visto anche come è andata, problemi burocratici a non finire. Questo manca questa visione, perché sarebbe stato da aver detto: guardate, io lo dico contro il mio interesse, ma visti i dati della pandemia, da domani tutto chiuso, però da domani portateci le fatturazioni, portateci ciò che avete perso, che interverremo a compensazione. Questo fa, la Germania questo ha fatto, sì. La Germania questo ha fatto. Cioè, voglio dire, no, allora di cosa stiamo parlando? Allora stiamo qua, ma tengo aperto fino alle 9, fino alle 18, ma dalle 18 alle 22, come se poi nello scenario comune ognuno di noi avesse questa grande predisposizione ad andare nei ristoranti, perché comunque ognuno di noi avrà avuto un vicino, o un amico, o un parente che è stato magari colpito dal Covid, alcuni hanno avuto anche dei morti, e quindi è chiaro che c'è anche una mentalità, una psicologia che ti porta a non avere quell'entusiasmo nell'uscire, nell'andare, no, nei ristoranti. Questo è il tema. Il tema non è... Invece cosa hanno fatto? Hanno spostato a fare la guerra tra poveri. Questa è una guerra tra poveri, quindi speculare sull'ora in più, sull'ora in meno. Così non ci sono i ristori. E così non devono dare i ristori. Un altro messaggio: consumo di suolo. Ma se i sindaci sono i primi ad aver autorizzato a costruire per ottenere maggiori entrate, e poi sono quelli che si lamentano quando sale il fango e si allagano le città. E noi di consumo di suolo abbiamo parlato tantissimo. Perché lei ha accennato forse al discorso prima del dissesto idrogeologico, del consumo di suolo, di questi fondi che dovrebbero venire a sopperire anche in questo, no? Sì, certamente, tra l'altro il telespettatore ha ragione di più. Noi siamo una delle regioni che ha purtroppo la maglia nera rispetto al consumo del suolo. L'abbiamo denunciato più volte anche nella sua trasmissione. Cosa fare? Beh, è chiaro che oggi bisogna cominciare a ripensare un modello diverso anche di utilizzo del suolo stesso, sia dal punto di vista agricolo ma anche dal punto di vista industriale e civile. Cioè, noi abbiamo tutta una serie di zone industriali ormai dismesse che purtroppo per la crisi non hanno più avuto la possibilità di tenere aperti i capannoni. Credo che all'interno di un comune dove si abbia un minimo di visione bisogna cominciare a ripensare anche ad un modello abitativo diverso, magari un modello abitativo che vada ad intercettare sicuramente il recupero ad esempio dell'esistente, sviluppandolo anche un approccio ad esempio più moderno, più sostenibile, utilizzando ad esempio il legno che ne abbiamo a dismisura, legno che abbiamo che però lavorano gli altri, lavorano gli austriaci, mentre no, le nostre segherie sono chiuse, ad esempio, tanto per buttare lì un tema. Quindi ha ragione il telespettatore, e la strategia prossima, che sarà appunto legata a tutta la progettazione, sarà legata proprio a questi canoni, a questi obiettivi. Dobbiamo arrivare ad utilizzare meglio il suolo, a non sprecarne più, non ce lo possiamo più permettere, e quindi le risorse andranno a premiare chi si incunerà in questo tipo di direttrice. Assolutamente. Un altro messaggio parla invece dei consorzi di bonifica che sono strategici per il nostro territorio e per evitare poi conseguenze eccetera. Scrive: a me sembra che i consorzi di bonifica si diano da fare, il problema è a monte. Qui forse è un addetto ai lavori che sta scrivendo. A monte io devo dire che partiamo da un presupposto che adesso io non so cosa intenda il telespettatore a monte. Io credo che le realtà dei consorzi di bonifica le ultime elezioni anche per gestire la governance ne danno la prova, dove
gli agricoltori, diciamo, hanno mantenuto un ruolo importante nella governance dei consorzi di bonifica, siano delle realtà indispensabili al territorio, soprattutto per ciò che sta avvenendo e ciò che avverrà. Chiaro che poi bisogna porsi delle domande su come vengono gestiti. Io credo che... Come vengono gestiti, Veneto, secondo lei? Sì. No, parlo per il Veneto, credo che in Veneto, insomma, noi abbiamo delle situazioni, a parte qualche caso, ma abbiamo delle situazioni di buona gestione dei consorzi di bonifica, abbiamo delle gestioni, insomma, che mettono in pratica progettazioni importanti, sono attente al territorio. Poi se questo si allarga su un livello più nazionale, qui qualche punto di domanda in più me lo pongo. Certo, allora relativamente a questo discorso che poi ci è stato portato anche dai nostri telespettatori a fatti recenti di questo autunno che purtroppo trattano quello che lei aveva parlato all'inizio di dissesto idrogeologico e quindi di danni anche al settore agricolo ingenti, soprattutto in certe zone della nostra regione, causa comportamenti anche scellerati perché c'è stato anche disboscamento, è successo un po' di tutto. Ne accenniamo dopo la pubblicità tra qualche secondo, quindi tra poco.